Bomba d'acqua si abbatte sulla Marca, colpite soprattutto Treviso e Preganziola, fiumi in strada e automobilisti bloccati. Raffiche di vento portano a un albero a crollare su un'abitazione nel quartiere di Sant'Angelo, paura ma fortunatamente nessun ferito. Zaia e la Pedemontana, dopo l'annuncio dell'ispezione da parte del ministro dei 5 Stelle Toninelli, Zaia avverte il cantiere va avanti. Un altro grave infortunio sul lavoro nella Marca trevigiana, a Vazzolo operaio cade da 7 metri, è gravissimo. Aziende agricole in fiamme, paura a Fossalunga per il rogo che ha colpito del rotoballe, 30 rotoballe. Festa dei Carabinieri a Treviso, 204 anni dalla fondazione dell'Arma, 36.000 pattugliamenti, dicono i Carabinieri, il controllo da risultati. San Marino e San Biagio di Callalta, il viaggio nel voto, non c'è solo Treviso alle urne il 10 di giugno. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati con la prima con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, un'edizione che si apre con le notizie che si stanno susseguendo di minuto in minuto nel Treviso, soprattutto tra Treviso e Preganziol, perché nel pomeriggio si è abbattuto un violentissimo nubifragio nella provincia di Treviso, ma che ha colpito soprattutto la parte tra Treviso, Preganziol e Mogliano, con particolare riferimento Treviso e Preganziol. Ci sono una cinquantina per ora di interventi registrati da parte dei vigili del fuoco, ma stanno continuando le chiamate appunto ai vigili del fuoco per allagamenti di strade, allagamenti di sottopassi e anche, come vedremo, di alberi caduti in strada o alberi caduti sulle abitazioni, una in particolare proprio a Sant'Angelo. Sta seguendo per noi questa situazione Francesca Bozza. Allora ci colleghiamo in diretta proprio con lei per capire un primo bilancio di quanto accaduto davvero poco fa. Francesca. Sì, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Lo avete detto anche voi, una bomba d'acqua si è abbattuta nel tardo pomeriggio intorno alle 18 sulla Marca, le zone più colpite dalle fortissime piogge con i danni maggiori, le zone di Treviso e Preganziolo, una cinquantina di interventi in corso da parte dei vigili del fuoco di Treviso, soprattutto a causa di sottopassi allagati con l'acqua che poi ha invaso anche le strade. A San Trovaso ad esempio, ma anche a Canizzano i problemi maggiori. San Trovaso sottopasso allagato, in alcuni casi è stato necessario l'intervento dei pompieri per liberare alcuni automobilisti che erano rimasti bloccati con la propria vettura nei sottopassi invasi da quasi 1 metro d'acqua. Nel quartiere di Treviso, nel quartiere di Sant'Angelo, un albero è caduto sopra un'abitazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, è stato necessario anche in questo caso l'intervento dei vigili del fuoco e naturale la paura tra i vicini di casa per quanto accaduto, ma come detto nessuno è rimasto ferito. Se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie dunque a Francesca Bozza, l'ha già accennato nella tua diretta, l'hai già accennato tu, e rivediamo allora le immagini di quanto accaduto a Sant'Angelo, immagini per le quali ringraziamo una nostra telespettatrice che ha visto con i propri occhi quanto stava accadendo, cioè quell'albero sradicato dal vento e caduto sulla propria abitazione a Sant'Angelo. Se vediamo le immagini, prego la regia di farci rivedere, ecco qui, questo è un video che la telespettatrice ci ha girato, questo dunque è quanto accaduto. Vedete i vigili del fuoco che sono intervenuti nel giardino poco dopo l'evento dell'albero che era caduto, sradicato come dicevamo dalle forti raffiche di vento. C'è stato anche un altro albero caduto a Conegliano prima che si abbattesse il nubifragio nella zona tra Treviso e Preganziol. Vedete la gente che è accorsa, l'albero si trovava sulla sede stradale ma è stato letteralmente sradicato e è caduto sul giardino e quindi anche sulla abitazione e fortunatamente, lo diceva anche
Francesca, nella sua diretta c'è stata molta paura, ma non ci sono stati feriti. Ovviamente i vigili del fuoco sono in questo momento all'opera, al lavoro per ripristinare la normalità. Nel frattempo ci segnalano anche sottopasso allagato nella zona dell'ospedale, sottopasso allagato nella zona della stazione, quindi stanno aumentando le chiamate, lo dicevamo, ai vigili del fuoco. Vi terremo quindi informati di eventuali sviluppi, se ci sono altri sviluppi sulla questione maltempo e di altre zone particolarmente colpite. Intanto la cronaca ci porta a Vazzola per parlare ancora una volta di infortunio sul lavoro, un dramma che si è consumato a Vazzola. Un operaio in gravissime condizioni, un 42enne di Spinea, che è precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre si trovava sul tetto di una fabbrica. Sembra che una parte della struttura abbia ceduto facendolo cadere, come vedete in queste immagini. Immediato l'intervento del SUEM, che ha trasportato l'uomo all'ospedale Cafoncello di Treviso in gravi condizioni, con un trauma cranico e vertebrale. Sul posto anche i tecnici dello Spisal e i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente. Lasciamo per un attimo la cronaca, ma per parlare di grandi opere, per parlare del governo e delle decisioni del governo, gli annunci del governo e i suoi riflessi ovviamente in Veneto, a partire dalla Pedemontana, una delle opere più attese, se non la più attesa tra le grandi opere in Veneto. Dopo l'annuncio di ispezioni sulla grande opera da parte del neo ministro delle infrastrutture, il pentastellato Toninelli, arrivano le parole del governatore Luca Zaia. L'opera più grande oggi in cantiere in Italia, 2 miliardi 258 milioni di euro, che verrà consegnata, ultimata, finita entro settembre 2020. Già nei prossimi mesi apriremo un primo tratto. Questa è l'opera. Se poi qualcuno la vuole fermare, non fa altro che firmare su un pezzo di carta l'arresto del cantiere. Messaggio chiaro: mittente il governatore del Veneto, destinatario il Movimento 5 Stelle, socio più che alleato di governo con la Lega, ma le cui posizioni si trovano in contrasto su alcuni punti determinanti. Vedi alla voce grandi opere, vedi alla voce Pedemontana. Perché anche l'attesissima superstrada è finita assieme a Mose e TAV nel mirino della futura ispezione del neo ministro alle infrastrutture Toninelli. Attenta analisi di costi e benefici, dice il pentastellato, ma lo spettro di veder fermare l'opera fa levare un coro che dal Veneto suona più o meno così: impossibile fermare la Pedemontana, impossibile, dannoso e inutile. Io penso che sia il Ministero delle Infrastrutture e non delle disinfrastrutture. Certo è che noi l'abbiamo messa in discussione per primi, perché abbiamo coinvolto l'Avvocatura dello Stato, abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, abbiamo coinvolto e segnalato il tutto all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Oggi c'è un cantiere. Governo e Regione legate a doppio filo anche su un altro fronte, la questione CIE. I centri di identificazione ed espulsione migranti che il neo ministro all'interno, ma anche il leader del Carroccio Salvini, vuole in ogni regione. Balzo all'indietro rispetto alle posizioni di nemmeno 2 anni fa? No, dice Zaia, che puntualizza. Il CIE innanzitutto, è bene spiegarlo ai cittadini, non è una mega caserma piena di migranti che devono essere espulsi. Tra l'altro il CIE, fra virgolette, magari sbaglio il termine, in regime di semidetenzione, cioè non possono uscire dal CIE quelli in attesa di essere espulsi. Stiamo parlando di struttura con massimo 100 posti, stiamo parlando di struttura con massimo 100 posti. Ho sempre detto di no, ovvio che oggi c'è una grande novità. C'è una grande novità, che è quella di un progetto organico. Mai si è visto un ministro dell'interno un progetto organico che parte da quelle coste, parte dagli accordi internazionali. Infine, sulla tratta Roma-Venezia, la stazione più attesa è quella dell'autonomia. Con il ministro veneto e leghista Erika Stefani già contatti, entro un mese la presentazione del progetto finale al Palazzo Chigi, seguendo un modello chiaro. Assemblea legiferante regionale, col modello Trentino-Alto Adige, e poi l'autonomia che si percepisce e si respiri nel territorio, quindi tutto trasferito a cascata a comuni e province. Torniamo alla cronaca. Nella tarda mattinata di oggi paura a Fossalunga di Vedelago per un incendio scoppiato in un'azienda agricola, in fiamme una trentina di balli di fieno.
Le fiamme sono divampate alle prime luci dell'alba. L'incendio è scoppiato nel fienile di un'azienda agricola di Fossallunga di Vedelago. Al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Castelfranco e di Treviso. Un intervento che è durato alcune ore. Distrutte una trentina di rotoballe di fieno. L'allarme è scoppiato intorno alle 6:30. La colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza. Numerose le chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco che sono arrivati in pochi minuti con diversi mezzi. Fortunatamente non ci sono stati feriti e tutti gli animali sono stati prontamente messi in salvo. Sul posto anche le forze dell'ordine per accertare le cause del rogo. E poi quanto è accaduto a Gorgo al Monticano con il padrone di una villetta che ha sentito dei rumori in giardino, ha visto i ladri e li ha messi in fuga con dei colpi di pistola in aria. Sono le 3 del mattino quando il proprietario di una villetta poco lontano dal centro di Gorgo al Monticano sente dei rumori. Si sveglia di soprassalto e si precipita alla finestra. In giardino ci sono dei ladri che stanno per entrare in casa. L'uomo non ci pensa 2 volte, prende una pistola regolarmente detenuta e spara un colpo in aria per farli fuggire. I ladri infatti scappano attraverso i campi vicini, probabilmente per raggiungere l'auto che li attende poco distante. Il proprietario immediatamente allerta i carabinieri che raggiungono la villetta con 2 pattuglie. La zona viene perlustrata dai militari, ma dei ladri nessuna traccia. L'uomo ovviamente sporge denuncia spiegando di aver sparato in aria, colpo fra l'altro che è stato sentito anche dai vicini di casa che si sono svegliati ed hanno chiamato le forze dell'ordine chiedendo il motivo dello sparo. Nella casa dormivano anche la moglie ed il figlio che in un primo momento non si sono accorti di nulla, non avevano sentito i rumori. Grazie alla prontezza di riflessi del capofamiglia il colpo dei malviventi è andato a vuoto. Sul tentato furto ora indagano i carabinieri. Una vicenda che riporta quindi in primo piano la questione della sicurezza e oggi a parlare di sicurezza sono stati i carabinieri nella celebrazione dei 204 anni di fondazione dell'Arma. Sentite. I giovani. Controllo del territorio che dà frutti, furti in calo, una collaborazione con i cittadini sempre più stretta. Alla cerimonia di celebrazione dei 204 anni di fondazione dell'Arma, il comandante provinciale dei Carabinieri Gaetano Vitucci definisce impegnativi ma soddisfacenti gli ultimi 12 mesi. Quasi 19.000 delitti perseguiti, 4.170 denunce, 427 arresti, 36.000 perlustrazioni. Abbiamo sottolineato anche quest'anno il 204esimo annuale di fondazione. Siamo contenti di condividere questo appuntamento per noi importante con le istituzioni e con i cittadini di questo territorio. In momenti particolari hanno evidenziato questa vicinanza anche in termini di collaborazione. Il presidio del territorio, lo sforzo principale con 73.000 individui e 46.000 veicoli controllati e poi le indagini, quelle nei confronti di bande criminali o giri di spaccio per cui sono stati consegnati i riconoscimenti ai militari che si sono particolarmente distinti, ma anche per i delitti che hanno insanguinato il territorio come il duplice omicidio dei coniugi Nicolasi a Rolle. È stato un anno impegnativo, un anno nel quale abbiamo avuto qualche caso particolarmente efferato, qualche caso che è stato un po' anomalo per quanto riguarda questa provincia. Grazie ovviamente all'indirizzo della magistratura, grazie alla collaborazione della cittadinanza e grazie alla collaborazione poi anche con le altre istituzioni siamo riusciti comunque a dare una risposta e di questo ovviamente voglio ringraziare anche in questo giorno particolare dell'annuale di fondazione anche i carabinieri del comando provinciale di Treviso. Adesso la pagina delle amministrative 2018, la corsa a Casugana, sanità nei quartieri, tra i punti chiave del candidato del centrodestra Mario Conte con il progetto di nuovi ambulatori. Sentiamo. L'obiettivo è far tornare i medici di base nei quartieri. Per Mario Conte uno dei punti nell'agenda è strettamente legato a quanto raccolto nel suo giro quotidiano fra i cittadini. In questa fase di campagna elettorale siamo entrati in contatto con molti anziani che lamentano il fatto che molti medici di base stanno abbandonati in quartieri. Allora, all'origine di questo abbandono sono i costi di gestione appunto delle strutture, quindi molti medici scelgono di andare a far svolgere il loro servizio all'interno di strutture associate. E la soluzione, dice Conte, c'è. Noi come amministrazione comunale, in accordo con Atere e ASL, cercheremo di creare degli ambulatori proprio nei quartieri dove oggi manca, in modo da dare un supporto da un punto di vista di locali a questi medici di base, che molte volte sono dei ragazzi giovani che con il numero di mutuati che hanno
tra i loro utenti non riescono a coprire i costi per la gestione di un ambulatorio in modo totale. Da centrodestra al centro-sinistra, con i flash mob scerati in centro questa mattina dalla civica Treviso E di Paolo Comolei, che sostiene il sindaco Manildo. La classica formula dei gazebo elettorali, affollando la zona del mercato, e chi invece suonando e ballando ha girato la città, magliette sgargianti e musicisti al seguito. La lista civica dell'assessore uscente Paolo Camolei, Treviso E, a sostegno di Giovanni Manildo, si è fatta notare come stamattina per le strade del centro. Ci siamo mescolati in mezzo alla gente con tanta vita, tanta musica, abbiamo trovato tante persone bellissime che avevano voglia di divertirsi insieme a noi, e questo è un nuovo modo per fare aggregazione e per lanciare anche il nostro messaggio. Treviso è sempre presente. Cosa avete fatto? Ma abbiamo fatto dei flash mob, praticamente abbiamo proiettato in varie dimensioni la nostra immagine, il nostro messaggio, e poi lo abbiamo ricollocato nella maniera corretta, e questa è una cosa che è piaciuta e ha dato vita alla giornata. Un approccio differente per far passare idee e obiettivi della lista. Il flash mob non lo faremo solo nel centro storico di Treviso, questa mattina al mercato, ma poi oggi pomeriggio e fino alla fine settimana lo porteremo in giro nei quartieri, nei bar, nelle scuole, in qualsiasi punto di aggregazione dove la gente potrà vederci, conoscerci direttamente, dialogare con noi, e noi potremo parlare con loro, raccogliere idee e consigli, ma anche lanciare le nostre proposte per il prossimo secondo tempo. Intanto un'altra delle liste in corsa, Coalizione Civica per Treviso, pensa alla innovativa idea dell'assessorato alla notte. Ne ha parlato ieri sera a 20:10 il nostro ospite, che era Said Caibi, candidato sindaco per Coalizione Civica. Una funzione, un assessorato, un ruolo, in realtà dovrebbe essere un sindaco della notte, però noi invece abbiamo utilizzato il titolo di assessore per gestire una parte della giornata, che è quella della sera, dalle ore 21 in poi per la precisione, che viene lasciata lì, in autonomia, e le spiego cosa intendiamo. Tu oggi, per andare a Treviso la sera, è una città bellissima, ci si diverte, ci sono molti locali, ma si va solo a bere in centro storico, si va solo a consumare, a mangiare, che va benissimo. Il punto è che manca un'offerta culturale reale, è difficile organizzare dei piccoli eventi musicali, è difficile utilizzare le bellissime piazze che abbiamo per fare dei concerti di prossimità, dei concerti che diano colore e vitalità al centro storico, perché c'è anche un problema di rapporto tra esercenti e residenti. Su questo la figura dell'assessore alla notte serve per tutelare le persone che vivono nel centro storico, tutelare le attività commerciali e soprattutto dare la possibilità ai giovani di utilizzare il centro storico anche di notte, riportando una dignità in quell'ora, in quella fascia oraria della giornata, perché quando cala il sole abbiamo tutti un po' più paura, però se sapessimo che c'è una figura istituzionale che si occupa invece della notte, anche da un punto di vista della sicurezza, si potrebbero fare tutta una serie di politiche di riduzione del danno e non invece l'opposto. Tanto il candidato sindaco della Civica Treviso Unica Tu, Maristella Calato, non cessa l'ascolto in queste ultime giornate di campagna elettorale. 2 dice gli ambiti su cui si concentra l'impegno della lista. Sentiamo le sue parole. 2 temi ci sono particolarmente cari, il tema che riguarda il sociale, quindi i bisogni dei trevigiani, e quello della tutela dell'ambiente e del territorio. Per quanto riguarda i bisogni dei trevigiani abbiamo avuto modo anche negli incontri nei quartieri di evidenziare le difficoltà socio-economiche di moltissime famiglie trevigiane che io ho avuto modo di incontrare e soprattutto di rilevare in questi ultimi 5 anni di mandato. Riteniamo quindi che per esempio il regolamento per il minimo vitale vada adeguato, perché è inammissibile che una famiglia di 4 persone, padre, madre e 2 figli adulti, si trovi in una sera di un mercoledì di una settimana qualsiasi ad avere il frigo vuoto per difficoltà economiche. Poi territorio, noi crediamo fermamente che il territorio e il suolo sono un bene comune da tutelare, per cui invitiamo in maniera forte tutti i cittadini e le associazioni a presentare
presentare osservazioni al piano degli interventi entro il 21 giugno 2018. Crediamo che la proposta e le osservazioni debbano essere attentamente valutate dalla nuova amministrazione comunale. Qualora fosse Treviso unica tu, l'ascolto sarà un momento che ci contraddistingue. E di piazze come musei a cielo aperto parla invece la candidata al Popolo della Famiglia, Carla Condurso, attività in cui potrebbero essere coinvolti, dice, bambini e ragazzi. Secondo noi sarebbe splendido non solo incrementare le grandi mostre che fino adesso hanno qualificato questa città e l'hanno anche resa famosa, ma come dire, coinvolgerla in maniera un po' più totale. E cosa vorremmo fare noi? Noi vorremmo creare un collegamento tra la sede istituzionale museale dove vengono fatte queste splendide mostre e le piazze e i luoghi pubblici. In che modo? Noi vorremmo creare un collegamento artistico esponendo in qualche piazza qualche opera di collegamento e che possa in qualche modo illustrare oppure anche incuriosire l'eventuale turista ad andare a vedere la mostra e poi a ritrovarsi questo richiamo nella stessa città, in modo da trasformare la città stessa in un museo. Una sorta di città museo a misura d'uomo, una città dove in alcuni punti le macchine non circolano e il turista, così come eventualmente le scuole, possono accedere a questi luoghi adibiti a sedi a cielo aperto dell'arte e della cultura trevigiana. Nuovi aggiornamenti sulla bomba d'acqua che si è abbattuta sulla Marca dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta telegiornale di Treviso per fare un breve aggiornamento di quanto stanno lavorando i Vigili del Fuoco in queste ore nella Marca. L'abbiamo raccontato all'inizio del nostro telegiornale, la bomba d'acqua, il nubifragio che si è abbattuto sulla Marca, soprattutto nelle zone tra Treviso e Preganzol, ma non solo. Ci sono aggiornamenti di interventi a Villorba adesso, con un'auto rimasta intrappolata all'interno di un sottopasso ricolmo d'acqua, ma anche nella zona di Ponzano, strade allagate diventate come fiumi, come vedete nelle immagini. Restano oltre 50, quasi 60 gli interventi dei Vigili del Fuoco per adesso registrati. Questa è la zona della Ghirada, ma anche a Canizzano stessa problematica, sottopassi allagati anche nella zona dell'ospedale, quindi anche chi dovesse transitare in zona ovviamente c'è bisogno di molta attenzione. Anche nell'area della stazione ferroviaria di Treviso numerosi i problemi e i disagi, come dicevamo, tra Treviso e Preganzol, soprattutto comprendendo anche poi Villorba e Ponzano i maggiori problemi. Questo invece è quanto abbiamo visto prima a Sant'Angelo, l'albero che si è sradicato ed è finito su un'abitazione. Fortunatamente non ci sono feriti, ma tanta paura da parte di chi si è visto arrivare addosso questo pesante albero sradicato letteralmente dalla sede stradale. Adesso parliamo di politica, torniamo a parlare di politica perché al voto il 10 giugno non c'è soltanto Treviso, ci sono anche altri 8 comuni per rinnovare il sindaco. Iniziamo da oggi un viaggio che ci porterà in questi giorni a conoscere i candidati anche degli altri comuni al voto. Iniziamo da Motta di Livenza, allora andiamo a conoscere chi sono i due sfidanti per la guida della città. È una corsa a 2 per la poltrona di sindaco a Mareno di Piave. A sfidare il primo cittadino uscente, Gianpietro Cattai, Daniele Cattelan, 56 anni, imprenditore, sposato con 2 figli. Ad appoggiarlo Lega e Movimento 5 Stelle. Lo slogan per la sua squadra è: nessuno deve essere trascurato, principalmente anziani, disabili e comunque inoccupati. Ed è proprio alle fasce più deboli che in caso di vittoria Daniele Cattelan concentrerebbe il proprio lavoro nel primo periodo di amministrazione, senza dimenticare poi le altre priorità. Avremmo pensato di dedicarli principalmente agli anziani e agli inoccupati, quindi predisponendo all'interno del municipio uno sportello dedicato dove potrebbero venire a sentire, a risolvere i loro problemi. Comunque ce ne sono tanti e questo è un punto che sicuramente faremo all'inizio. La viabilità, quindi realizzazione di certe parti di piste ciclabili
incomplete, alcuni punti di illuminazione. Guarda al passato proiettandosi al futuro l'impegno del sindaco uscente Gianpietro Cattai, che intende con la sua squadra dare continuità al lavoro iniziato, come recita anche il suo slogan. Continuità rispetto ai risultati di questi primi 5 anni di mia amministrazione. E sono già ben chiare le priorità da realizzare nel caso di rielezione. Una riqualificazione, innanzitutto un abbellimento ovviamente del centro di Mareno, l'ampliamento delle strutture sportive. Sembra che ci siano delle aperture in termini di fonti di finanziamento per quel che riguarda gli impianti sportivi. Noi vogliamo farci trovare pronti con nuova progettualità, ma poi c'è l'attenzione all'ambiente con la riqualificazione di tutto l'impianto di illuminazione pubblica. Questo era ovviamente il comune di Mareno di Piave. Allora adesso andiamo a conoscere gli sfidanti di Motta di Livenza, che anche in questo caso sono due. Alessandro Righi e Paolo Tolotto, eccoli candidati sindaco a Motta di Livenza. Righi, assessore ai lavori pubblici dell'amministrazione uscente, 33 anni, architetto sposato, ad agosto diventerà padre per la prima volta. Candidato con Forza Motta, Lega, Liga Veneta, ha accanto in questa sfida una squadra che rappresenta tutto il territorio. È molto giovane, ha 38 anni di media, è un mix tra esperienza e rinnovamento. Un mix esperienza sono 6 consiglieri, candidati consiglieri, di cui uscenti. Alessandro Righi ha già ben chiare le priorità da realizzare a Motta. La sicurezza, continuare con la sicurezza dei nostri cittadini, con la videosorveglianza, con il controllo del vicinato, l'aumento delle attività per quanto riguarda il supporto alle famiglie. 65 anni, sposato, padre di 3 figli, imprenditore, Paolo Tolotto, candidato con la lista Motta Unita, è pronto alla sfida insieme ad una squadra che ha la giusta età, la giusta esperienza, con persone preparate in ambiti diversi, dalla scuola al settore tecnico. Un territorio delicato dal punto di vista ambientale, quello di Motta di Livenza, per quanto riguarda il rischio alluvionale, ed è su questo aspetto che punta l'attenzione Tolotto. Promuovere un referendum per costringere una volta tanto le istituzioni superiori, e mi riferisco alle regioni, entrambi, Friuli e Veneto, ma anche allo Stato, per risolvere il problema del Livenza. Continueremo il nostro viaggio domani con gli altri comuni al voto. Siamo in chiusura, davvero in chiusura. Vi ricordo, dopo di noi 20:10, e sarà ospite questa sera Domenico Lo Sappio, candidato del Movimento 5 Stelle alla guida al ruolo di sindaco di Treviso. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Instabilità sulle Alpi, meglio invece altrove. Vediamo il dettaglio di mercoledì 6 giugno. Sul Veneto al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con qualche piovasco sparso, possibile soprattutto sui settori nord-occidentali. Asciutto e in genere soleggiato altrove. In serata piogge anche sul resto della regione. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 28 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, temporali quasi ovunque al mattino, generalmente di debole intensità. Lieve miglioramento dal pomeriggio con fenomeni quasi esclusivamente sui settori alpini, ma peggiora ovunque nuovamente in serata. Temperature minime comprese tra 18 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 24 e 28 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, dove sarà bel tempo ovunque al mattino con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio deciso peggioramento un po' ovunque con temporali sparsi ma piuttosto frequenti. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 anche per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.